Vogliamo avere delle indicazioni più precise, vogliamo lavorare, non vogliamo elemosine, vogliamo lavorare. A noi basta lavorare nella maniera giusta e penso che abbiamo dato prova di esserci sempre comportati nella migliore delle maniere. Titolari di pizzerie, bar, pasticcerie, agenzie turistiche, DJ e organizzatori di matrimoni erano in 700 circa a manifestare davanti a Palazzo Moroni contro i limiti imposti dall'ultimo decreto del Presidente del Consiglio. Unite tutte le associazioni di categoria, Ascom, Appe, commercianti del centro e Confesercenti per chiedere solo una cosa, poter lavorare in sicurezza. Poiché ci hanno insegnato che con il Covid dobbiamo convivere, è altrettanto necessario rendersi conto che dobbiamo continuare a lavorare. Quindi abbiamo maggio, giugno, luglio, agosto e fino a metà settembre il virus era completamente sotto controllo. Le scuole hanno riaperto a fine settembre, trasporti pubblici, fabbriche, uffici e quant'altro, e il virus casualmente è esploso. Questo vuol dire che i pubblici esercizi non sono fonte di contagio. In provincia sono a rischio dalle 400 alle 600 imprese che contano tra i 2.000 e i 4.000 posti di lavoro. Una manifestazione in cui non sono mancate le diverse anime del tessuto sociale, la componente negazionista che ha fischiato a chi ha espresso solidarietà a chi lavora negli ospedali e le contestazioni a chi dal palco ha invitato gli acquirenti a comprare nei ristoranti nelle modalità previste dal decreto. Sto dicendo di comprare nei ristoranti, nei negozi. Sarà meglio comprare o farà meno di comprare? Ci siamo attivati anche noi per chiedere al governo che fosse rapido con indennizi che devono essere cospicui e che stanno arrivando. Poi facciamo la nostra parte con i mezzi che abbiamo a disposizione. Solidarietà espressa ai lavoratori da parte delle istituzioni a tutti i livelli. Questo è un dramma ed è un dramma doppio perché in realtà quello che sta succedendo oggi era assolutamente previsto e prevedibile. E poi l'invito ad essere uniti nel dare risposte univoche ai lavoratori. Tutti assieme che ci chiedono a noi istituzioni di essere concreti, non di parlare per slogan.